ogni tanto bisogna dare una spolverata ai ricordi. Il Sentieri Italia riassume una valenza di interesse. Il primo naturalmente è quello ambientale, la conoscenza della natura delle nostre montagne. Secondo, un interesse etnografico, la conoscenza delle popolazioni di montagna e soprattutto delle loro attività legate alla montagna, l'artigianato. No? Terzo, un interesse anche economico, no? Perché il passaggio di turisti dà un contributo a questa economia cosiddetta minore. Ultimo punto che per me è fondamentale è anche l'aspetto didattico, cioè considerare il Sentiero Italia come una grande aula all'aperto di educazione ambientale sulla linea dei nuovi programmi didattici. Ecco, forse la cosa più bella era che passando nelle varie regioni incontravamo tanta gente e molti erano sorpresi di quello che stavamo facendo e hanno deciso di seguirci. È capitato in Trentino. Abbiamo passato un alpeggio e un pastore un po' particolare, cosa? Voi andate fino a Trieste, ma non potete andare senza di me. Ha abbandonato le sue pecore a boccia, come diciamo noi qui a Milano, ha preso un cestello con i formaggi e da quel momento ci ha accompagnato fino a Trieste. Puntiamo in alto e un arrivederci a tutti in cammino su Sentieri Italia.